Bene, siamo in live. Scusate per il leggero ritardo, però bentornati su Parresia. 1914, 1918 e 2022 anno da destinarsi. Sono rispettivamente gli anni della Prima Guerra Mondiale e dell'attuale guerra in Ucraina. Stasera parleremo principalmente del primo, ovviamente di questi due conflitti, ma facendo qualche confronto con quello corrente che stiamo vivendo giorno dopo giorno. Lo faremo con due ospiti che ringrazio molto per essere qui, Marco Cimmino e generale Paolo Buonasera. Capitini. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Partirei proprio da te, Marco. Ecco, ti chiederei, guarda, uno sforzo forse enorme, ma so che, voglio dire, sei abituato eh, a fare, a spiegare più e più volte, dato che sei un cultore dell'argomento Prima Guerra Mondiale, un po', ecco, le varie fasi della guerra, specialmente tattiche, cioè una guerra che parte con un'idea, cioè con essere una guerra di movimento, poi passa ad essere una guerra di attrito, poi nuovamente una guerra di movimento. Ecco, spiegaci un po' tutto questo. Prego, Marco. Grazie. Beh sì, allora, inizialmente diciamo i due principali contendenti che sono la Germania e la Francia hanno due piani molto simili, quello che poi creerà quello che gli storici chiamano il meccanismo delle porte girevoli. Da una parte c'è il piano Schlieffen, che poi è stato malamente modificato dal successore di Schlieffen, che è Moltke, e dall'altra parte c'è il cosiddetto Plan d'Issept francese. Il Plan d'Issept è un attacco frontale verso l'Alsazia, mentre il piano Schlieffen-Moltke è una grande manovra a tenaglia da giramento che originariamente doveva inglobare la piazzaforte di Parigi e poi invece, appunto, temendo evidentemente degli attacchi sul fianco, Moltke riduce e fa passare a est di Parigi. Questo sarà un errore clamoroso, perché si arriverà alla battaglia della Marna e al respingimento parziale dell'attacco tedesco e fondamentalmente all'inizio di quella guerra che un po' impropriamente si chiama guerra di trincea. La guerra di trincea definisce più che altro la situazione esistenziale dei combattenti, nel senso che è una guerra di trogloditi, questi scavano sottoterra e si intrunano, soprattutto per evitare, lo vedremo fra un attimo, per evitare quella che è la grande sorpresa della Prima Guerra Mondiale, vale a dire l'utilizzo in campo massiccio delle artiglierie campali. Fino allora le artiglierie campali erano sostanzialmente i cannoni da campagna leggeri, il migliore dei quali nella battaglia della Marna fa il suo figurone, che è il 75 Deport francese. Vengono portati invece a combattere sul campo di battaglia anche i medi e i grossi calibri. Questo creerà naturalmente un cambiamento radicale di prospettiva e i soldati cominceranno a scavare dapprima tane di volpe e poi strutture sempre più organizzate. Quindi la prima fase, è vero, è una fase di manovra, ma è una fase di manovra che è enormemente limitata dalla velocità di spostamento degli eserciti. Pensare al piano Schlieffen-Moltke come all'avanzata delle truppe corazzate di Hitler nella primavera del 1940 è un errore clamoroso. Le truppe tedesche avanzano piuttosto lentamente e questo permette ai francesi di creare una sorta di difesa, non voglio dire elastica perché il termine verrà in uso dopo, ma insomma una difesa che appoggiandosi su alcuni ostacoli naturali, come i fiumi appunto, permetterà di arginare l'attacco e sostanzialmente di trasformare questa guerra in una guerra statica. Quindi una prima fase certamente di guerra di movimento, sia da parte francese in maniera limitata con il movimento Sumes, sia da parte tedesca con quel movimento aggirante che dicevamo, sia soprattutto su quello che rimarrà un campo di battaglia manovriero, che è il campo di battaglia orientale, che viene sempre un po', come dire, messo in disparte, ma dove ci sono delle oscillazioni del fronte molto importanti. Se pensiamo all'avanzata russa in Galizia fino alla linea dei Carpazi, sono avanzate di centinaia di chilometri con numeri enormi nei prigionieri, nelle perdite. Per cui insomma noi abbiamo pensato che Caporetto fosse una specie di unicum, invece Caporetto è una delle tante battaglie di questo genere che si verificano. Dopo questa prima fase di guerra manovrata, la guerra diventa una guerra sostanzialmente di assedio, cioè due enormi campi trincerati che vanno dal mare del Nord fino alla Svizzera si assediano vicendevolmente e cercano di trovare gli strumenti anche tecnologici, non solo di scienza militare, per poter innanzitutto superare quello che nei campi di battaglia normali non esisteva, vale a dire la dead man zone,
cioè la zona fra le due linee in cui sostanzialmente avvenivano le battaglie, che poteva essere anche profonda qualche chilometro, per cui il superamento della zona morta fra le due linee diventa uno dei problemi tattici da affrontare. L'altro problema è quello di annullare l'enorme potenziale difensivo che si è sviluppato negli eserciti moderni grazie proprio alla tecnologia militare, che dalla guerra civile americana in poi, che è un po' come dire il grande laboratorio iniziale, fino alla prima guerra mondiale, aveva trasformato i vecchi fucili a canna liscia e monocolpo avancarica napoleonici in armi a retrocarica, a canna rigata. Questo aumentava enormemente naturalmente la gittata e la precisione del tiro del fucile, alle armi automatiche che, con l'introduzione poi della mitragliatrice a gas, che sostituisce il sistema Gatling manuale, trasforma la mitragliatrice in un'arma capace di 6, 700, 800 colpi al minuto. Quindi il volume di fuoco che prima si calcolava addirittura sui battaglioni di fanteria, ora un singolo mitragliere è in grado di produrre appunto danni disastrosi agli attaccanti. Questo fa sì che la prima guerra mondiale rappresenti in un certo senso una sorpresa da questo punto di vista. Lo ripeto, non tanto una sorpresa tattica quanto una sorpresa scientifica, cioè l'applicazione delle nuove armi. Questa tecnologia, che pure esisteva da un bel po' di tempo, almeno da 50 anni, è una tecnologia che però non era mai stata ampiamente utilizzata se non in uno scenario estremamente periferico, che era quello della guerra russo-giapponese, le cui notizie pervenivano in Europa in una maniera che rasentava il mitologico. Guerra russo-giapponese che ha delle grosse conseguenze sulla prima guerra mondiale, non solo nella tecnologia e nell'uso delle armi, ma anche nei rapporti fra i comandanti. Ricordiamoci che il disastro di Tannenberg dell'esercito russo in gran parte è determinato dal fatto che i comandanti della prima e della seconda armata, cioè Samsonov e Rennenkampf, non si parlavano perché si erano sfidati a duello nella guerra russo-giapponese. La sagacia dello Stauka che li ha messi lì. Movimento, cessa il movimento e inizia una guerra che però io non definirei guerra di trincea o guerra di posizione, quanto piuttosto, questo è un termine così, non so se è appropriato, ma è quello che uso io, di guerra di oscillazione, nel senso che la linea del fronte non rimane stabile, soprattutto in certi punti critici si sposta di qualche chilometro, ma si sposta all'interno di una fascia, il contrario di una fascia smilitarizzata, una fascia militarizzata all'interno della quale c'è la guerra e al di fuori della quale la guerra invece non c'è. Tant'è che un soldato inglese nel 1917 compie gli anni e si può venire vedere recapitato un dolce da Londra in 24 ore. Quindi una guerra anche che, data la modernità, i tempi di spostamento rapidi, la logistica moderni, fa sì che questi fossero da una parte all'interno di una specie di bolla lunare in cui non c'era più un albero, in cui si viveva una vita notturna perché di giorno era impossibile, e allo stesso modo erano a tiro di schioppo dalla vita vera, dalla vita reale, dalla vita pulsante. Io faccio sempre l'esempio dei combattenti italiani sulla linea Castellaccio-Lago Scuro che vedevano Ponte di Legno 2 chilometri sotto, loro erano sulla Luna e a poca distanza c'erano le luci delle case. Ecco, è una guerra così strana e che io definisco in quella fase di oscillazione. Questa oscillazione con perdite enormi, perché il 1916 è l'anno del gigantismo, cioè la teoria è che dovendo superare questo impasse si mettono in campo sempre più cannoni, sempre più uomini, sempre più proiettili, si fanno preparazioni di artiglieria sempre più lunghe, pensate alla Somme, all'invenzione del creeping barrage e così via, perché alla fine si sfonderà, cioè si sfonderà con il numero, con la massa. Questo non soltanto non si verifica, ma porta all'ecatombe delle grandi battaglie del 16, che sono delle stragi infinite, Verdun, la Somme e così via. A questo punto si sviluppano automaticamente nel 17 due nuove strade per cercare di superare questo blocco che non si supera. Una è la strada dell'utilizzo di nuovi strumenti militari. Il tank, che viene utilizzato nel 17 a Cambrai per la prima volta in maniera massiccia, sembra rappresentare l'arma con cui si può superare la terra di nessuno, perché essendo in sostanza un trattore corazzato, con i suoi cingoli può superare il terreno movimentato, può resistere in maniera molto
relativa, insomma, ai colpi diretti, certamente resiste ai colpi di fucile e di mitragliatrice, permette ai soldati di avanzare protetti da questa casamatta mobile. Non a caso i primi tank vengono chiamati infantry tank e sono diversi dai cruiser perché sono molto lenti, molto pesanti e sostanzialmente sono una blockhouse mobile che avanza. Dall'altra parte si comincia a pensare alla creazione di reparti particolari in grado o di conquistare una posizione particolarmente difficile o addirittura impossibile da conquistare per un attacco normale, o utilizzati viceversa, queste sono le due scuole di pensiero, diciamo l'italiana e la tedesca, oppure utilizzati come punta di lancia di un attacco in grande stile in cui queste truppe devono per prime, con delle tattiche di infiltrazione particolari, un addestramento e un armamento ad hoc, superare la prima linea e in qualche modo tenere allargate le labbra della ferita in modo che il grosso della forza poi possa penetrare. Nascono nel 17 sostanzialmente i reparti d'assalto italiani che corrispondono al primo modello, cioè delle truppe estremamente motivate ed estremamente addestrate che vengono però utilizzate a spizzichi solo per azioni particolari, quella del San Gabriele credo sia la metafora di tutte, e poi ritornano al loro campo d'addestramento, oppure i grandi reparti Ludendorff, che sono dei reparti d'assalto che precedono la fanteria normale e che armati di un gran numero di granate a mano, lanciafiamme, insomma di armi d'assalto innovative e di uso innovativo delle medesime, devono aprire in qualche modo un varco attraverso il quale poi le fanterie possono entrare. In realtà la tradizione vuole che i primi esempi di questo genere di truppe d'assalto le abbia usate Brusilov nel 16, però l'esercito russo nel 17 si sfalda e per conseguenza insomma questa tattica di infiltrazione passa in qualche modo agli avversari, non so dirvi se copiandola o semplicemente per un caso di parallelismo e così. Quindi il 1917 vede da una parte il tentativo di superare la terra di nessuno per mezzo di una tecnologia nuova e in cui si inserisce il dominio dell'aria, cosa che prima non veniva considerata. Il 1917 è anche l'anno in cui si dà grande spazio a truppe speciali, all'introduzione del concetto di truppe speciali, truppe non più d'élite, come poteva essere la Brigata Sassari, o i bersaglieri o le alpini, ma truppe speciali proprio specializzate oltre che speciali. Il 1918 poi è fondamentalmente l'anno in cui lo strangolamento, adesso le immagini stanno facendo passare Scapa Flow con la flotta inglese e la Hochseflotte tedesca, è l'anno in cui lo strangolamento dovuto al fatto che la Germania non riceve più rifornimenti comincia a fare il suo effetto. Hugh Strachan, per esempio, che è un nostro illustre e bravissimo collega inglese, sostiene che la prima guerra mondiale è stata vinta nell'Atlantico, in un certo senso anticipando alla prima guerra mondiale quello che succede nella seconda. Io non sono completamente d'accordo, però certamente il fatto che l'intesa avesse costantemente questo flusso di rifornimenti che arrivava dagli Stati Uniti e dalle colonie e che invece la Germania fosse in una posizione asfittica, mi trovo d'accordo. Inoltre il 1918 è anche l'anno in cui comincia a pesare sul bilancio della guerra potenzialmente, se non realmente, la massa che arriva dagli Stati Uniti d'America. All'inizio le due divisioni di Pershing, male equipaggiate, male addestrate, comandate da ufficiali francesi e inglesi nelle battaglie, sono poca cosa, ma nel 1918 si tratta già di milioni di soldati che hanno un loro peso, penso a St. Michael e così via, hanno un loro peso nella guerra e soprattutto ce l'hanno in proiezione. Un po' alla volta quindi la Germania viene strangolata, non tanto sul campo di battaglia quanto piuttosto, come dire, nella gestione a monte della guerra, tanto che con l'abdicazione del Kaiser i politici tedeschi decidono di firmare l'armistizio di Compiègne che, rammento, i militari si rifiutano di firmare, con la nascita del mito della pugnalata alle spalle e così via. Qua vediamo un'immagine di cavalleria, ecco per esempio la cavalleria è un elemento che era un elemento molto importante, se non sul campo di battaglia, come elemento scout nelle guerre ottocentesche, penso a Stuart, alla cavalleria sudista, nella guerra civile e così via,
nella prima guerra mondiale la cavalleria è protagonista soprattutto di eroici massacri, penso agli elmetti d'argento tedeschi, quindi non soltanto diciamo a paesi che potevano sembrare più obsoleti da un punto di vista di tecnica militare, ma i tedeschi che vanno contro le mitragliatrici dei belgi alla carica con i loro lancieri e che vengono massacrati appunto nella battaglia degli elmetti d'argento. Guarda Marco, scusa se ti interrompo, però sì. insomma volevo anche un po' fare intervenire Paolo No, scusa, hai ragione, mi hai chiesto. Chiudo, dico solo una cosa, soprattutto una guerra che trova paradossalmente la scienza militare impreparata rispetto alla tecnologia militare. Scusate se non volevo assolutamente rubare. Figurati. Scusa, Paolo, mi sono un po' fatto prendere la mano. No. Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa. Ma sulla prima guerra mondiale in sé, come ricostruzione cronologica dei macro eventi, non c'è nient'altro da dire, è stata una sinossi precisissima. Sarebbe invece interessante introdurre il secondo dei temi che ci eravamo preposti, di vedere se ci sono dei parallelismi con quello che succede oggi. E così tra amici parlandone, sembrerebbe che qualche parallelo c'è, perché in fondo la prima guerra mondiale che cosa ha messo in evidenza? Ha messo in evidenza la preponderanza della difesa sull'attacco a un certo punto. Una difesa talmente tanto forte in proporzione alle armi che erano a disposizione per l'attacco che praticamente ha bloccato il concetto stesso di guerra manovrata, che era la guerra che andava avanti dal tempo di Napoleone. Ecco, a un ufficiale del 1870 prussiano, bavarese o francese a Sedan gli avessero fatto vedere un film della prima guerra mondiale, non avrebbe capito, non l'avrebbe proprio capito. Non l'avrebbe capito perché non aveva gli strumenti culturali per dire: guardate che la tecnologia spinta a questo punto produce anche in campo difensivo delle capacità e delle capacità distruttive che sono maggiori di quelle offensive. Seconda cosa è la scomparsa della sorpresa. Quando su un grande teatro, su un fronte lungo più di 800 chilometri, uomini sono fianco a fianco a distanza minima, si deve pensare che ci sia un naturale stillicidio di disertori, di gente che si è anche semplicemente perduta, di documenti che non trovano la strada giusta e trovano la strada sbagliata. C'è la ricognizione. Quando muovi 20, 30, 50.000 persone, non puoi pensare che nessuno se ne accorga. Quindi scompare il concetto della sorpresa, che è uno dei principi dell'arte della guerra, e c'è una preponderanza tecnologica a favore della difesa. Non c'è l'adeguamento mentale di chi comanda a cogliere queste due differenze, ma non c'è mai. Perché? Perché è la struttura stessa degli eserciti che non ti consente di fare questo. E qui ritorniamo al fatto dei generali russi che non capivano adesso l'Ucraina e che non hanno capito il tipo di guerra. Un ufficiale di un certo livello non lo capisce mai, perché è stato formato in un mondo e con in un mondo di 20 anni prima, 25 anni prima. Si trova ora a combattere una cosa, e vengo adesso al concetto, per esempio, della guerra in Ucraina di oggi. Gli ufficiali russi sono stati coltivati con l'idea di: saliamo sui carri armati, grande formazione corazzata, facciamo 200 chilometri con un impiego dell'aviazione. Loro hanno un impiego dell'aviazione puramente tattico, ci credono poco all'aviazione strategica. C'era un sistema così, e questa era la loro mentalità. Si sono trovati oggi di fronte a un sistema di capisaldi. L'Ucraina di oggi non è l'Ucraina del 1942-43, è una città fatta da città medio-grandi, raccordate da piccoli paesi, con una rete viaria ben sviluppata, per cui praticamente è un immenso campo di caposaldi, che è il sogno di qualsiasi persona si difenda. In più, oggi ai difensori è consentito l'utilizzo di armi che riescono ad offendere di nuovo le armi offensive, che sono rimaste più o meno le stesse. L'arma offensiva è sempre oggi il carro armato e l'aereo di appoggio al suolo. Che è lo stesso binomio aereo-carro armato che ha stupito, che è uscito fuori nella Blitzkrieg della Seconda Guerra Mondiale, e poi è stato riproposto sempre. Guerra di movimento perché? Perché costa meno, raggiunge prima gli obiettivi, fa meno morti, perché implica che qualcosa accada per manovra, non per consunzione. Ecco, diciamo così.
Quindi c'è, secondo me, un parallelismo tra quello che stiamo vedendo oggi sul lungo fronte ucraino e quello che stiamo vedendo, è stato ben descritto da Marco, sulle varie fasi, tolta la primissima della Prima Guerra Mondiale e l'ultima della Prima Guerra Mondiale, ma il centro della guerra mondiale è stiamo fermi oscillando attorno a una posizione che più o meno è quello che stanno facendo oggi russi ed ucraini, oscillano attorno a una ferrovia, a una strada, a un villaggio, a una sponda del fiume a me, una sponda del fiume a te. Come se ne esce? Questa potrebbe essere una cosa interessante, ma penso che questo è un tema che andrebbe sviluppato tra un po' insieme. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Io volevo inoltre chiedervi un'altra cosa. Allora, noi abbiamo un po' in mente, quando studiamo fondamentalmente la Prima Guerra Mondiale, questa battaglia che per noi italiani è stato un disastro, cioè Caporetto. Ora, la mia domanda è: come si raccontano gli eventi e ad esempio come si racconta effettivamente Caporetto? Parto da te Marco, perché so che appunto di questa cosa anche fuori live ne avevamo un po' parlato, ecco. Sì. Prego. Giuro che sarò rapidissimo. No, figurati, però insomma, Allora, guarda, chiacchierata tra amici, quindi vai. dunque, Caporetto, cioè esistono due Caporetto. Una che è la Caporetto storica, che è una sconfitta militare importante, che però risponde grosso modo ai meccanismi di tutte le grandi sconfitte militari della Prima Guerra Mondiale. Non voglio uscire dal campo della Prima Guerra Mondiale, ma senz'altro almeno lì ci sono diverse Caporetto. Ho citato prima i Carpazi, la battaglia della Marna, sono tutte battaglie che hanno qualcosa di simile a Caporetto. Io, a costo di annoiare quei poveretti che mi hanno già ascoltato altre volte, ripeto sempre una metafora, che è quella dell'onda che arriva sulla spiaggia. Una grande offensiva si comporta come un'onda che arriva su una spiaggia. All'inizio ha un'energia cinetica molto forte e molto veloce, rapidamente sale lungo la battigia, poi progressivamente però perde energia fino a rallentare e a ritornare indietro. Questo meccanismo, grosso modo, è quello di tutte le grandi offensive. Il limite d'avanzata è quasi sempre rappresentato da un ostacolo fisico di una certa importanza. Quindi la lunata linea dei Carpazi, il fiume Marna, il fiume Piave, che rappresentano in qualche modo il punto di massima avanzata, ma anche di esaurimento logistico di un'avanzata, perché la battaglia non riesce ad autoalimentarsi, per cui allungando le linee di rifornimento diventa sempre più complicato mantenere, diciamo, vivo il tenore dell'offensiva. Caporetto è una battaglia simile a questa, che però per la particolare struttura dello schieramento della seconda armata italiana sull'Isonzo, la seconda armata aveva un'impostazione completamente offensiva. Perfino gli approntamenti difensivi venivano fatti sempre in funzione del balzo successivo, cioè servivano ad ammortizzare una piccola controffensiva austro-ungarica e poi ripartire 11 volte. Tant'è che anche nella seconda guerra mondiale il simbolo, lo scudetto della seconda armata, rappresentava dei carri armati con un'aquila che avanzava, quindi un'idea offensivista molto radicata. Nel caso di Caporetto, gli italiani si sono trovati di fronte innanzitutto a una massa d'urto imponente, perché la 14ª armata mista era una massa d'urto veramente imponente. Ha una tattica a cui gli italiani non erano abituati, che era appunto quella a Ludendorff, che era stata insegnata in parte anche alle truppe austro-ungariche, e a una loro disposizione in campo con le artiglierie medio-grosso calibro molto vicine alla linea del fronte per il balzo successivo, già pronte a balzare. L'assenza di una linea in profondità, quella che invece sul Piave verrà costituita nella seconda battaglia del Piave con i cosiddetti cassoni e così via. C'è uno schieramento tutto sbagliato per assorbire un urto come quello di Caporetto. Sfondano, data anche la particolarità orografica dei territori, superato Montemaggiore, superata la linea del Kolovrat e del Mataiur, verso Gorizia e verso Cividale le truppe sfondano e gli italiani e la seconda armata va in bambola, si disfa, si crea poi quella nebbia logistica che è la rovina. Ecco qua vediamo Capello che pensava di essere Napoleone, e una nebbia logistica sul campo di battaglia e quindi Alè. Ma la terza armata, cioè quella schierata da Gorizia al mare, e la quarta armata, cioè quella che era schierata invece sul fronte, chiamiamolo dolomitico, si ritirano in buon ordine, tant'è che già
il 10 di novembre sono in grado di respingere le teste di ponte austriache al di là del Piave. Quindi Caporetto viene trasformata in un disastro complessivo quando è il cedimento di un'armata, cedimento spiegabilissimo da un punto di vista militare, e che in realtà non soltanto non mette in ginocchio l'intero esercito italiano, ma paradossalmente, considerato a posteriori, crea i presupposti di una difficoltà logistica per l'avversario, che si trova a combattere su un fronte molto più esteso per loro, molto più lontano dalle loro linee di rifornimento, mentre gli italiani hanno le ferrovie che arrivano praticamente alla linea del fronte. Quindi un ribaltamento anche logistico. È successo quello che è successo 2 volte sulla Marna, quello che è successo sul fronte orientale, quello che è successo a Mons agli inglesi, cioè voglio dire, dei disastri militari è piena la storia militare, perché chi vince e chi perde. Caporetto invece si è trasformato in qualcosa d'altro, quello che in un convegno che abbiamo fatto anni fa alla Sorbona, il titolo era Le traumatisme de Caporetto, il trauma di Caporetto. Cioè per gli italiani Caporetto è diventato una specie di racconto della nostra incapacità militare. Posso, se mi date ancora un minuto, aggiungo un elemento che credo Paolo apprezzerà, perché penso sarà nelle sue corde. Gli italiani avevano un enorme complesso. Dopo le vittorie nel 59 avevano collezionato solo o sconfitte nelle battaglie successive, penso a Custozza, a Lissa e così via, o vittorie di secondo ordine in guerre coloniali, penso alla guerra italo-turca, penso anche al disastro di Adua che ci aveva fatto fare una figuraccia di fronte al mondo, eravamo stati presi in giro dai francesi in maniera terribile. L'esercito italiano, in particolar modo i generali italiani che si erano formati alla scuola di guerra in quegli anni, cioè fra il 1866 e il 1914, in fondo avevano una specie di paura che prima o poi i nodi venissero al pettine, cioè che l'esercito italiano, nonostante la propaganda, fosse un'arma spuntata, potesse venire fuori qualche disastrino, e la Straffe Expedizione del 16 in qualche modo aveva sottolineato questa cosa, guardate che basta una spallata e questi qui vanno giù. E quindi dopo Caporetto paradossalmente si rilassano, dicono vabbè il disastro c'è stato, non abbiamo perso la guerra, e c'è un cambiamento non solo nelle truppe ma anche nei vertici, una maggiore fiducia, perché come dire, abbiamo quello di cui avevamo paura è successo, non siamo rimasti al tappeto e adesso ci possiamo riprendere. Ecco, secondo me questo è un elemento importante. L'altro elemento vergognoso è stato la mancanza di assunzione di responsabilità dei vertici, penso a Cadorna e a Capello, che hanno pensato soltanto a pararsi le spalle e a quel comunicato della Stefani di cui avevamo parlato quando ci siamo sentiti l'ultima volta, che getta la colpa sui reparti vilmente arresisi senza combattere, quando oggi sappiamo dalla relazione austro-ungarica che i reparti schierati alla stretta di Sciaga non hanno combattuto perché erano morti per i gas del Ravennik. Per cui, ecco, Caporetto, io dico, una sconfitta come tutte le altre, che è diventata, come dire, l'espressione di un complesso di inferiorità che gli italiani avevano, come dire, sì, effettivamente è proprio così. Spero di non avere debordato. Ma figurati. Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa, a te la parola. Questa apre una parentesi, apre un argomento importante e tutto sommato anche doloroso e molto complesso. Solo a citarne i capoversi si dovrebbe cominciare a pensare del rapporto che questa nazione, intendo la nostra, ha con le sue forze armate, del rapporto che i governanti di questa nazione, non gli attuali, i governanti hanno con le forze armate, e soprattutto dell'abitudine, e qui l'abitudine alla sconfitta. Nel retrobagaglio di ogni italiano c'è un fatto. Noi abbiamo conquistato la nostra unità d'Italia attraverso una serie di sconfitte. Noi siamo l'unica nazione che si è unita perdendo sempre. Non abbiamo preso il fucile, abbiamo fatto la guerra era la famosa ripicca stizzita di Bismarck, che voi avete conquistato la vostra indipendenza attraverso le 3S, 3 battaglie che o l'abbiamo perso o l'hanno vinte qualcun altro. Ecco, questo fatto qua, che tutto sommato l'esercito, quindi la forza, non serva ad affermare un diritto o a guadagnare una cosa che si vuole cercare di guadagnare, secondo me, è uno dei problemi gravi, molto gravi,
del nostro essere militari nei secoli moderni, perché non è sempre stata così. Nei secoli passati, parlo dal 500, il 600, il 400, provenire dall'Italia, cioè la battaglia di Lepanto è vinta per metà da italiani. Napoleone scriveva pagine meravigliose sul coraggio e sull'abilità dei soldati italiani, quindi non è una questione diciamo così genetica, è l'effetto di un apporto culturale all'utilizzo dello strumento militare che il nostro paese fa. E qui bisogna dire che il nostro paese ha sempre privilegiato un utilizzo un po' sudamericano dell'esercito. L'esercito serve per tenere controllata la gente del tuo paese. La metà delle medaglie dei nostri generali di fine 800 sono guadagnate sparando addosso a braccianti o a persona che manifesta in piazza, Bava Beccaris a Milano, insomma, e sono decorati, l'assedio di Gaeta, tutte queste. Ogni volta che si mettono davanti a qualcuno che ha un fucile vero e che ti spara addosso, la faccenda cambia automaticamente. C'è un'eccezione a tutto questo, che è tutto il discorso, l'epopea garibaldina, che è l'unico esercito di popolo vero, veramente di popolo, che ha combattuto in Italia e ha sempre vinto. La cosa, malgrado equipaggiato così, mandato in settori particolarmente difficili, l'esercito garibaldino, per fortuna o per abilità, ha sempre vinto. E questa è un'esperienza che si chiude e che viene chiusa a Mentana e non verrà mai più riproposta. Ora, su questi temi, perché non si chiede a un esercito, al popolo di difendere? Si scrive sulla Costituzione, è dovere del cittadino difendere, bla bla. Poi quando si dice, sì, vabbè, ma come lo posso fare? Lo fai con uno strumento che non ha quel fine. E concludo con questo, tutto per mantenere in piedi questa struttura filosofica ci vuole un certo tipo di selezione dei capi, dei vicecapi, dei sottocapi, di chiunque comandi qualche cosa. E su questa cosa io mi permetto di non andare avanti, ma ecco, il fatto che di fronte a Caporetto si pubblichi un messaggio in cui si dice è colpa di qualche soldato di davanti che è scappato, io lo paragonerei a quello che dice Pétain ai suoi soldati a Verdun, dicendo, il primo messaggio che fa è tranquilli, ce la faremo. Non ce la farete, ce la faremo. Lui sta lì con gli altri. Con gli altri sta. E questa viene replicata l'8 settembre. Qualcuno gli dirà qualcosa, sapranno loro cosa fare e lasciano un esercito disperso su 4 fronti. E via così. La colpa è sempre di qualcun altro. Questo è qualche cosa e vale anche per tempi più recenti, vale sempre per tempi più recenti. Se non usciamo da questo discorso qua, non ci doteremo mai di forze armate moderne. Gli inglesi hanno avuto il percorso esattamente opposto. Gli eserciti inglesi viaggiano praticamente, hanno costruito l'impero. Certo, qualche volta gli è andata male, qualche volta è andata proprio malissimo, ma mediamente l'Inghilterra sa che il suo impero è stato costruito dal suo esercito e dalla sua marina. E per quel motivo gli devono essere grati e gli perdonano anche qualche strafalcione e ne hanno fatti. Però loro sono abituati e dovendo vincere per sopravvivere, selezionano anche capi che siano in grado di farli vincere. E con questo passo all'altro tema, magari a Marco ne apriamo un altro, però è un tema doloroso da dire, però per me è doloroso. Hai detto delle cose giuste, importanti e guarda, scusa, tanto di cappello perché provengono da un ufficiale generale. Ecco, un discorso così fatto da te assume una valenza molto diversa che se lo facessi io o qualche altro poveraccio come me. Per cui veramente tanto di cappello per questa onestà intellettuale che ti fa molto onore. Sì, confermo la cosa. Dunque, passeremo a un ulteriore topic. Allora, noi adesso lo chiameremo PTSD, no? Cioè sindrome da stress post-traumatico specialmente riferito alla guerra, ma specialmente all'epoca, quindi parliamo della prima guerra mondiale, lo chiamavamo essere scemi di guerra, no? Come patologia. Tra parentesi, Paolo, anche nella nostra riunione precedente ne avevamo parlato da un punto di vista anche di fonti storiche. Tu hai insomma parentele che
sono legate comunque anche a determinate fonti storiche di livello psichiatrico, psicologico, ovviamente. Cosa voglio dire? Voglio dire gli archivi di ex manicomi, dove appunto vi erano gli stanziati e in cura ex soldati della prima guerra mondiale, dove appunto, dimmi se sbaglio, no? Vi erano proprio le diciture che la patologia era essere scemo di guerra. Ecco. E da questo punto di vista vi chiederei appunto, per quanto riguarda tutto questo, ci potete dare qualche informazione in più? Magari fare anche un parallelismo tra ciò che era accaduto lì e ciò che magari può accadere anche adesso all'interno del contesto ucraino. Poi passerei oltre. Prego. Parto da te, Paolo. Bisogna ricordarsi, intanto proprio nei periodi della prima guerra mondiale sono i periodi in cui Freud comincia a scrivere Certo. sviluppa quasi tutta la sua, che il padre della psicanalisi nasce lì, e sui traumi della prima guerra mondiale scrivono tutti i padri della psicanalisi e della psicologia moderna. Perché? Perché è la prima volta in cui una massa, milioni di persone, milioni e milioni di persone si trovano a contatto con una realtà completamente aliena. E aliena è il termine giusto, è così tanto diversa da qualsiasi altra cosa possano loro immaginare, che non si è pronti, non si hanno gli strumenti psicologici, culturali, relazionali per reagire. Ecco quindi lo scoppio enorme delle nevrosi, ecco il sistema del cameratismo, che è una forma di fratellanza e di sopravvivenza che in fondo risponde solo a una domanda: solo tu, fratello mio, che sei nella trincea con me, mi puoi capire. Chiunque non è stato con me in quella trincea non può capire, non capisce tuo figlio quando torni, non capirà tuo padre quando torni, non capirà tua moglie, non capiranno tutte quelle persone che nei secoli hanno sempre confortato il guerriero nel suo ritorno dalla guerra, perché il suo racconto, e qui le guerre vengono sempre raccontate, la base della letteratura mondiale è un racconto di guerra, si parla dell'Iliade come un racconto di guerra, di guerrieri che raccontano quello che è accaduto. Perché lo possono raccontare? Perché possono essere compresi. Un combattente della prima guerra mondiale ha difficoltà ad essere compreso, non riesce a raccontare. Faccio un esempio banale. Provate voi a raccontare un odore, perché uno riesce a raccontare un'immagine, ma provate a raccontare un odore. C'è l'odore di un campo di battaglia della prima guerra mondiale. È difficilmente immaginabile, e tu ci vivi dentro, e quell'odore non te lo toglierai mai più dal naso, per dire. Certo, nelle personalità, su milioni di persone, nelle personalità che io non direi più fragili, in alcune personalità tutto questo ha il potere di romperti dentro, di attaccare l'interruttore generale, stacchi il generale e vai via proprio dal mondo. Non ne vuoi proprio più sentire in questa cosa. Si può ripetere questo fenomeno? Sì, si ripete sempre, perché si ripete qualora inserisci un essere umano in una realtà aliena. E una realtà aliena potrebbe essere benissimo per oggi, un ragazzo di oggi che ha una vita indirizzata in un certo tipo di modo, a certi oggetti, certe ritualità, certe libertà, certe sicurezze, posto nel giro di qualche ora in un posto dove assolutamente tutto questo non ha più nessun senso, no, non ha più valore, non ha proprio più senso. E prima che ne trova uno lui di senso, o è morto o deve diventare un'altra persona, e diventare un'altra persona in poche ore, in pochi giorni, è uno sforzo psicologico devastante per chiunque. Quindi è sicuramente una cosa che viene vissuta oggi in Donbass, in Siria, in ogni posto in cui tu ti trovi in condizioni aliene. Molto dipende da che rapporto stabilisci con i tuoi fratelli di buca. Questo sì. E quindi dipende molto dall'abilità dei comandanti ai minori livelli, parlo dei sergenti, dei tenenti, dei capitani, di costruire una tribù, di costruire un elemento consolatorio del dolore di tutti. Perché se non hai quello, hai veramente guai seri. Ecco perché le truppe speciali che venivano prima anticipate, di speciale hanno soprattutto la capacità oggi di poter operare senza questo contorno di
sostegno psicologico da parte dei propri compagni, si può insegnare tutto, a buttarti con un paracadute, a fare quello che ti pare, però combattere da solo o quasi in piccoli gruppi, isolato da tutti, significa che tu sei una persona molto molto speciale, davvero speciale. Spero di aver dato alcuni elementi di riflessione e non aver usato troppo tempo. No, figurati. Marco, se vuoi aggiungere? Beh, allora io, tanto per cominciare, sottoscrivo tutto quello che è stato detto, mi limito ad aggiungere un particolare sulla irraccontabilità della guerra. Proprio da questa irraccontabilità della guerra nasce sostanzialmente alla fine della guerra l'idea di creare le associazioni di reduci. Le associazioni di reduci, che non a caso nascono all'inizio degli anni 20 o alla fine degli anni 10 addirittura, sono delle associazioni sostanzialmente di persone che tra loro possono parlare di cose di cui non possono parlare fuori di lì, anche per il timore di non essere creduti. A me viene in mente cosa ha scritto Primo Levi a proposito del lager, quando dice: noi abbiamo il dovere di raccontare certe cose perché tra un po' noi stessi penseremo che non sia possibile che le abbiamo viste. Cioè certe cose sono talmente aliene rispetto alla vita degli uomini da necessitare di fermarle sulla carta, perché altrimenti c'è il rischio davvero che non ci si creda. E nel caso della Prima Guerra Mondiale questo fenomeno ha interessato masse di decine di milioni di persone che si sono trovate a svolgere una vita assolutamente, parlavamo della bolla, no? Come la zona del fronte, questa zona di oscillazione, sia un mondo a parte, un mondo lunare, un mondo in cui la natura fondamentalmente non c'è più, in cui i ritmi della vita sono completamente modificati, in cui non c'è niente di normale, l'unica cosa normale è la famiglia, la tua nuova famiglia, perché in realtà il piccolo reparto, la squadra, il plotone diventa una famiglia, e tutto questo viene colto in maniera esattissima da quel genio straordinario che era Shakespeare, quando nell'Enrico V c'è il famoso discorso di San Crispino, The Band of Brothers, no? Noi manipolo di fratelli, e chiunque oggi sarà qui con me nel giorno di San Crispino sarà mio fratello. Ecco, questo lo fa un re, questo discorso, ma è la stessa cosa, tanto è vero che nella Prima Guerra Mondiale c'è un rapporto fra la truppa e gli ufficiali subalterni che travalica completamente il rapporto gerarchico. Cioè l'ufficiale subalterno, mentre l'ufficiale che sta nei comandi a Udine viene visto come lontanissimo, circondato da una corte di imboscati, il tuo tenente, il tuo capitano che è lì con te, è tuo padre e svolge anche delle funzioni di tipo paterno, tipo lo scrivere le lettere all'analfabeta, faccio per dire. Quindi si crea veramente non solo un mondo a parte, ma una rete di relazioni a parte. E credo sia proprio questo sistema nuovo di vita irraccontabile. Cioè, come faccio a raccontare a mia moglie che quando ero in trincea il mio compagno era caro al mio cuore più di mio padre e che magari il giorno dopo l'ho visto completamente a pezzetti perché centrato da una granata? Ecco, tutto questo crea Io cito Rebora, per esempio, che è un poeta che ha molto insistito su questi aspetti. Credo sia una cosa talmente lacerante e che è molto diversa dallo shock shell, cioè dallo shock traumatico da esplosione. Quello è un fenomeno meccanico, questo invece è un fenomeno molto più profondo che questi reduci poi si porteranno dentro per tutta la vita. E la loro vita da civili sarà influenzata rigidamente dalla loro esperienza, da quei loro mesi o anni di guerra. Tutta la loro vita poi, le loro scelte, ciò che faranno in politica, il loro modo di affrontare le cose. Mi taccio. Aggiungo anche un altro fatto che Prego. Secondo me ha una sua rilevanza sull'argomento di cui stiamo discutendo o chiacchierando questa sera. È la capacità di avere un obiettivo alla tua paura. Sembra la paura genera due pulsioni opposte, o la fuga o la reazione. Però la fuga nel tempo della Prima Guerra Mondiale o delle trincee oggi del Donbass è praticamente esclusa. Rimane la reazione, ma per avere la reazione devi avere un obiettivo contro cui reagire, devi avere qualcuno a cui mettere le mani addosso, per dirlo. Nella Prima Guerra Mondiale la maggior parte della paura non aveva un obiettivo contro cui sfogarsi, perché venivi ucciso da gas immateriali, dall'esplosione di una bomba, contro cui non potevi fare niente. Tu sentivi solo un colpo in partenza, contavi 35 secondi e se ne contavi 37 eri vivo. Se non riuscivi più a contare eri morto.
il fatto di non poter avere qualche momento di far abbassare la tensione, in questo senso, è devastante, perché copre giorni su giorni su giorni. Entra qui un altro fatto, la gestione delle grandi masse nel tempo. Qui, per esempio, torniamo al caso della Prima Guerra Mondiale alla fronte occidentale, di cui Marco sa molto meglio e più dettagliatamente di me. La scelta, per esempio, dei tedeschi a Verdun di tenere le unità fisse nel settore per mesi, erano meglio protette, sicuramente meglio vettovagliate, meglio equipaggiate, ma lì dovevi stare. I francesi hanno fatto la scelta opposta, c'è una specie di contratto sociale tra le unità, ti fai una settimana in prima linea, dopodiché seconda, terza giorni da questo tipo di carnage deve passare tutto l'esercito, non c'è nessuno che potrà ritenersi fortunato. Se voi andate a vedere le bandiere di guerra dell'esercito francese oggi, loro quasi tutti riportano la parola Verdun, perché ogni reggimento tuttora esistente ha combattuto un po' a Verdun. Cioè, di questa minestra dovete assaggiare tutto, e ogni esercito si basa moltissimo sul senso di eguaglianza. Io porto lo zaino se lo porti anche tu, io vado avanti se vai avanti anche tu, mi ritiro se ti ritiri anche tu. L'anche tu è il motto che soggiace a qualsiasi esercito. Io faccio delle cose se le facciamo tutti, e se vedo che anche tu che mi dici di farlo lo stai facendo. Quindi io combatto se tu però hai cura della mia vita, se no io non ho cura della tua. Mi spiego? Quindi anche questo, tenere per esempio le unità ucraine adesso a stretto contatto a Bakhmut, a reggere il botto, in una prospettiva di mesi, sarà funzionale all'efficienza operativa e di combattimento di quelle unità? I russi stanno facendo un'alternanza di truppe sullo stesso settore, cioè stanno pochi giorni e tornano indietro? Questi sono argomenti che non sono molto conosciuti o molto dibattuti nella cronaca di oggi, ma in prospettiva c'hanno la loro importanza, come c'hanno poi l'importanza della costruzione dei miti. Cioè, poi fai presto, fai un monumento agli eroi, fai un mito, fai una bella canzone, 4 medaglie, ma non è che questa è una cosa che si fa a posteriori. Nel momento di gestione sono gli argomenti da decidere. Teniamo le truppe al fronte ad libitum o le dobbiamo sostituire? Perché questo è anche un problema logistico. E il comando è una cosa abbastanza complessa, non è solo dare ordini d'attacco o di ritirata. Scusate se avevo preso la piega, stavo andando troppo avanti. No, figurati. Sempre bello comunque ascoltarvi. Dunque, vorrei passare oltre e vorrei chiedervi, dato che erano state menzionate, un focus particolare sulle forze speciali. Eri ripartito tu, Paolo, a parlarne anche, oltre che Marco. Ecco, partirei proprio da te. Puoi specificare un po' di più, cioè, a riguardo, cioè l'apporto delle forze speciali, e aggiungo anche, non solo le forze speciali, ma anche l'evoluzione dell'intelligence nella prima guerra mondiale, e cosa che, tra parentesi, guarda un po', c'è stata anche un'evoluzione dell'intelligence, involuzione ed evoluzione in realtà, è meglio dire così forse, nella guerra in Ucraina, giusto per fare un po' un parallelismo. Prego, Paolo. Partiamo da te. Se ci sei? Ok, perfetto. Ti ero un attimo frizzato. Ah, ecco questo, Okay, perché dell'intelligence. La storia dell'intelligence è, intanto adesso c'è una grossa differenza. Adesso ci si crede all'intelligence, perché l'intelligence è una cosa che ti mostra delle cose che sono oggettivamente vere. Parlo dei satelliti, parlo delle intercettazioni, parlo di questo. Non è sempre stato così. La prima guerra mondiale vede il nascere dell'intelligence su grandi spazi, una grande messe di informazioni. E stranamente, è successo in tutti i due fronti, si assiste al fenomeno in cui i grandi comandi spendono energie, tempo, uffici per raggranellare informazioni e poi non ci credono. Rientra tutto in un piano in cui dice: ce l'hanno fatto scoprire apposta, per così cadiamo nell'inganno, e se cadiamo nell'inganno sarà un massacro. Ed è una cosa abbastanza, dovrebbe essere stato molto frustrante per chi lavorava in quel campo, che magari rischiava la vita per avere un'informazione veramente importante, e doveva essere anche tutto sommato
deludente per chi aveva ricevuto questa informazione e non l'aveva usata. Però è il periodo della Prima Guerra Mondiale in cui cominciano a nascere dei servizi informazioni organizzati. Cosa vuol dire organizzati? Che si hanno degli archivi, che si fanno dei confronti, che si vede se 25 fonti diverse dicono tutti la stessa cosa, si cominciano a tracciare delle ipotesi. L'ambito intelligence informativo è l'ambito del condizionale. Sembrerebbe che apparirebbe con ogni probabilità che probabilmente nelle prossime 12 ore nessuno usa l'indicativo. Però dietro tutti quei condizionali c'è un lavoro forte di questo. Negli anni successivi, fino ad arrivare ad oggi, questo fenomeno è diventato sempre più importante, sempre più decisivo, fino a diventare quasi un'arma. Oggi in Ucraina il possesso della supremazia totale da parte occidentale sull'intelligence, più che sull'intelligence, sulla conoscenza del campo di battaglia avversario, è l'elemento che veramente sta facendo la differenza. Cioè avere informazioni in tempo quasi reali, elaborate, verificate, geolocalizzate, dettagliate sull'attività del nemico, permette un risparmio di energie enorme, ed è lui uno dei grandi moltiplicatori di potenza dell'esercito ucraino, molto più dei carri armati o dell'artiglieria. Questo sicuramente sì. È stato un percorso molto lungo, che è iniziato un po' traballante. Non che gli eserciti precedenti non avessero informatori, delatori e così via. Se voi ci pensate, il cristianesimo inizia con un attimo di intelligence, c'è Giuda che va a dire dove stava Gesù il giorno del venerdì santo. Quindi si cerca di sapere delle cose in modo legale, illegale, ricorrendo alle bassezze dell'uomo e anche alla tecnologia. La Prima Guerra Mondiale comincia a avere la ricognizione aerea, si cominciano a fare fotografie di quello che vedi. Visto che nessuno ci crede, ti faccio vedere la foto, così lo vedi che ci sono veramente queste persone. Ci sono i palloni, c'è un'osservazione tecnica, c'è l'intercettazione dei messaggi via radio, del telegrafo. Quindi comincia a entrare anche il mezzo tecnico come elemento per non carpire, per raccogliere informazione e in qualche modo elaborarle. E quindi è una guerra molto moderna, è la prima delle guerre veramente moderne, non è più una guerra dell'Ottocento, ha tratti dell'Ottocento, ma ha tantissimi elementi di una guerra moderna che possiamo capire anche oggi. Marco, magari se riesci anche ad aggiungere la questione delle forze speciali e quant'altro, perché non so se Paolo l'aveva sentito, dato il ritardo forse che c'era stato. Allora, io adesso andrei sull'intelligence, poi rilancerei la palla a Paolo sulle forze speciali, poi magari aggiungo anch'io qualcosa. Allora, l'intelligence ottocentesca è costruita sull'esempio dei primi commissariati di polizia europei. Cioè, come funzionava il Quai d'Orsay, così allo stesso modo veniva fatto il sistema informativo. Il primo servizio informativo moderno è l'Evidence Bureau austro-ungarico, che è il primo che fa quello che diceva Paolo, cioè raccoglie un archivio, ha una serie di informatori, raccoglie cartellini su cui vengono annotate, come in una biblioteca, le informazioni per vedere che non facciano il doppio gioco, perché poi uno dei rischi dell'intelligence è che ci sia il finto informatore che dà informazioni sbagliate. Quella è l'impostazione, diciamo, ottocentesca. All'inizio della guerra l'Evidence Bureau funziona molto bene, ma non riesce ad evitare quello che è l'evento clou dell'inizio della guerra, cioè l'attentato di Sarajevo, che è un monumentale esempio di errori di intelligence. Loro hanno fatto esattamente tutto quello che non si doveva fare per scongiurare quell'attentato, tanto che c'è stato qualche sospetto a riguardo. Comunque sia, gli italiani devono la nascita della loro intelligence a un irredento, il colonnello, allora poi generale Marchetti, che è un tosco trentino che inizia i servizi di informazione nella prima armata, che era quella in cui era più facile avere dei contatti con informatori dell'altra parte, perché essendo schierata sul Trentino e sull'altopiano d'Asiago era più facile trovare anche il bilinguismo. Capolavoro di Marchetti e del suo Latta è l'affare di Carzano,
quando c'è un'operazione di intelligence molto importante che contatta gli redentisti slavi all'interno dell'esercito austro-ungarico, in particolar modo un tenente che si chiama Piuco. La cosa poi fallisce proprio perché non ci credono gli italiani. E riguardo all'osservazione aerea, che molto opportunamente era stata citata da Paolo, nasce come osservazione di tipo logistico, non di tipo spionistico. I nostri primi aeroplani sorvolavano, noi non avevamo alture da cui osservare il nemico, e quindi sul fronte dell'Isonzo ogni tanto gli aerei segnalavano alle batterie la posizione degli obiettivi, lasciando cadere delle bottigliette d'alluminio con dentro le informazioni, rischiando grosso perché volare su quelle trappole per topi lì era... E i comandi di artiglieria non gli davano retta. Cioè c'era veramente questo problema. Noi abbiamo avuto nella prima guerra mondiale probabilmente il ricognitore più bravo di tutta la guerra, che è Antonio Locatelli, che ha volato addirittura a Friedrichshafen sulle basi di Zeppelin, cioè ha fatto dei voli straordinari, ma non gli si credeva, faceva fotografie. Per cui da una parte c'è stata nella prima guerra mondiale una sovrabbondanza di tentativi di informazioni ottenuti col vecchio sistema ottocentesco, soprattutto a partire dal 1917, dopo Caporetto, per esempio, venivano utilizzati i prigionieri austro-ungarici per rimandarli nelle linee e poi mandare informazioni. È strepitoso il caso di 2 soldati romeni che sono stati mandati al di là delle linee, hanno finto di essere scappati dalla prigionia, sono arrivati a Trento, hanno fotografato il comando di Weber a Trento e poi sono ritornati attraverso la Vallarsa, sono ritornati nelle linee italiane. Ecco, c'era quel sistema lì, un po' alla Mata Hari e un po' alla Cicero, ecco, diciamo così. La tecnologia non veniva presa sul serio. Oggi io penso alle Torri Gemelle. L'intelligence moderna ha forse il difetto di dare troppa importanza alla tecnologia e avere un po' abbandonato il vecchio sistema all'italiana dell'intelligence. Nel caso delle Torri Gemelle la tecnologia ha clamorosamente fallito, per chi come me non pensa che dietro ci sia chissà quale complotto internazionale. Per cui in realtà poi ci sono stati dei momenti in cui l'intelligence ha anche fallito clamorosamente il suo compito. Ne cito uno fra tutti, Stalingrado. A Stalingrado l'AD tedesco, che peraltro era guidato dall'ammiraglio Canaris, che poi si rivela essere uno dei più disposti a trattare con gli alleati, dice al comando della Wehrmacht: guardate, state tranquilli, perché è vero che i russi adesso dicono che stanno preparando quell'offensiva che sarà l'offensiva a Saturno, ma il loro esercito è praticamente a pezzi dopo le battaglie del 41 e 42, per cui non hanno gli strumenti per fare un grande attacco. Un mese dopo su Stalingrado è piombata un intero gruppo di armate con migliaia di carri, 1 milione di uomini, e ne è venuta fuori, tra le altre cose, la ritirata di Russia del nostro corpo, della nostra 8ª armata, dei romeni e degli ungheresi, che tutti conoscono. E lì è stata una cantonata clamorosa. Altre cantonate clamorose, gli americani prima di Pearl Harbor, i giapponesi a Midway e così via. Insomma, l'intelligence, anche tecnologica, ha mostrato più di una volta di non essere proprio efficientissima. Quando era efficiente non le davano retta, e quindi oggi in Ucraina io credo che i russi abbiano commesso, non so se poi Paolo sarà d'accordo con me, all'inizio della guerra hanno commesso alcuni errori di intelligence, più che altro di analisi, più che di intelligence. Secondo me non hanno capito alcune cose delle potenzialità ucraine e della mentalità degli ucraini, che hanno portato poi a quell'impasse per cui si sono bloccati e hanno dovuto poi, secondo me, adattare la loro strategia alla cambiata situazione. Lì c'è stato un errore di valutazione, secondo me. Lo ridico, casomai ce ne fosse bisogno, errore di valutazione che io condivido serenamente con i servizi di intelligenza russi, perché non ci ho capito niente, lo confesso così. Truppe speciali, Paolo. Prego, Paolo. Truppe speciali sono... Le truppe sono per un lavoro speciale. Cioè, per essere speciali loro, il focus non è sull'uomo speciale, ma sul compito speciale che deve svolgere. E il compito speciale può essere di tipo anche assai diverso da quello che uno si immagina essere lo stereotipo di Rambo paracadutato da solo nella giungla che uccide le tigre a morsi. Ecco, no, ci sono anche questi,
ma è, per esempio, ecco, il campo dell'intelligence ha forze speciali, perché sono compiti molto delicati. Riuscire a entrare in una centrale, riuscire a intercettare, riuscire ad agganciarsi a una rete, riuscire a certi compiti estremamente tecnologici è parte dei lavori per forze speciali. E che cosa bisogna tenere a mente? Che bisogna capire quali sono i lavori che sono adatti a una forza di questo tipo. Utilizzare una forza speciale per fare scorta o per fare ricognizioni vicine o fare quello che normalmente può fare un soldato ben addestrato è uno spreco di risorse. Com'è uno spreco di risorse non dotare chi invece fa questo lavoro di un aggiornamento professionale continuo e quindi è costoso. Il terza cosa è se ce li hai, e noi grazie a Dio ce li abbiamo e sono anche molto brave, non lo dico io, lo dice chi ci lavora insieme. Abbiamo delle ottime forze speciali, abbiamo anche forze per operazioni speciali, sono una cosa un pochino, o per compiti speciali, sono un pochino nella nostra classificazione un pochino indietro, che però hanno necessità di obiettivi e di campi di lavoro, campi di azione ben individuati, perché la cosa peggiore è mandare qualcuno estremamente specialistico a fare una cosa che poteva fare qualcun altro. Cioè, è come avere un battaglione di cardiochirurghi e mandarli a fargli dare iniezioni o passare aspirine. Ecco, se hai un battaglione di cardiochirurghi, devi cominciare a vedere dove stanno tutti i malati di cuore per poterli salvare. Non ha senso utilizzarli e soprattutto li devi tenere aggiornati in tutte le tecnologie, le nuove scoperte della chirurgia, accettando anche le loro proposte. Tempo fa, per esempio, viaggiava l'idea di dotare le forze speciali nostre di deltaplani. È venuta al reggimento. Proviamo a vedere se di dargli specializzazione, per esempio, se sono in grado o meno di andare a cavallo. Ci sono teatri in cui un mezzo di locomozione più che plausibile è il cavallo, per esempio. Ecco, non avere l'apertura mentale di provare, quindi anche di fallire, è una delle cose che una forza speciale deve avere alle spalle, perché sono strutture estremamente fragili che hanno bisogno di un supporto da parte delle forze normali, chiamiamole così, molto molto deciso, anche quando non si capisce quello che stanno dicendo e quello che vogliono. Te lo fai spiegare per bene e vedi che alla fine, se vogliono una motoslitta a fiori, a qualcosa gli servirà. L'unica cosa è trovare una buona motoslitta a fiori che risponda a quello alla loro specifica attività. Bisogna uscire dall'idea che le forze speciali siano quelle che vediamo nei film abbandonate da qualche parte in crisi mistica, che poi diventano questa versione cinematografica fa più danno che pregio a questo tipo di lavoro. Perché se c'è una cosa che tentano proprio di fare sempre, trasformarsi nel cosiddetto uomo grigio, un operatore di forze speciali in gamba è quello di cui non ti accorgi che è il suo mestiere. Lui si accorge di te, ma tu non ti accorgi di lui. Ecco, quindi l'idea del ipertatuato con cresta e occhiale Ray-Ban anche di notte non risponde proprio a questo. È molto romantico e molto cinematografico, ma fino a un certo punto risponde alla realtà. Ecco, non so se più o meno su un argomento in cui bisogna essere sempre abbastanza abbottonati si può parlare, ecco. Vabbè, ti sei sbottonato, diciamo così, il giusto. Dunque, io vorrei... Posso dire una cosa, Luca, mi consenti? Sull'abbottonamento ne di Paolo, mentre parlava, io visualizzavo alcune esercitazioni del RAO e mi veniva in mente esattamente la cosa del non farsi notare. Credo che Paolo abbia capito benissimo a cosa mi riferisco. Insomma. Assolutamente, quello sì. Però ecco, da cittadino italiano io sarei molto molto orgoglioso delle mie forze speciali, delle forze armate che le esprimono, perché se c'è una cosa di cui siamo messi veramente bene e possiamo essere noi a dettare la policy ad alcuno, parliamo di uno Stato che non è una superpotenza mondiale, siamo l'Italia, siamo paragonabili a nazioni come le nostre, cioè troviamoci uno della misura nostra, però in quelli della misura nostra io non farei
con qualcun altro. Mi terrei caramente le nostre forze speciali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, e anche dell'Arma dei Carabinieri, che nel loro campo hanno chi fa queste cose, e siamo messi bene. Abbiamo problemi in altri campi, sulle forze normali forse, quelle sì, quelle speciali no. Sono del tutto d'accordo. Sentite, io passo all'ultimo topic a questo punto, ovvero la pace. Pace di Versailles, pace di Saint-Germain e quant'altro. Abbiamo imparato qualcosa, specialmente grazie anche a Keynes, con la pace di Versailles, che insomma l'umiliazione del nemico non è forse la via migliore. Anche perché dopo, insomma, tutto ciò che è nato da Versailles l'abbiamo visto successivamente nella Seconda Guerra Mondiale. E vi chiederei a questo punto, prendendo a esempio forse non così positivo, ma tutto l'opposto, negativo, vi chiederei di fare un parallelismo anche con il crollo magari dell'Unione Sovietica e anche con quello che sta succedendo ovviamente in Ucraina, cioè tra Ucraina e Russia, magari provando, facciamo un gioco mentale, provando a pensare a vari alternativi di pace tra Russia e Ucraina, partendo ovviamente però da ciò che è avvenuto a Versailles nella Prima Guerra Mondiale. Partirei da te, Marco. Beh, dunque, Versailles è stato, ne avevamo accennato quando abbiamo parlato in questa specie di briefing che abbiamo fatto prima di questo incontro. Versailles è stato da una parte l'ultimo trattato di pace, diciamo di tipo ottocentesco, e dall'altra parte invece ha aperto nuovi scenari, perché Versailles partiva dal presupposto francese di colpevolizzare la Germania e di togliere gli artigli alla Germania. Questa cosa è stata poi mescolata con la posizione di Wilson, che era quella delle 14 tesi, e ne è venuto fuori un pastrocchio che ha fatto dei bei danni, fiume fra tutti. Ma mi viene in mente l'aspetto demenziale di Versailles, che è quello di avere lasciato la Germania alla Prussia orientale e avere dato la Polonia alla Prussia occidentale, che non ha nessun senso da un punto di vista, come dire, geopolitico. Versailles è un trattato di pace punitivo, sostanzialmente è un trattato di pace in cui c'era un cattivo, che era la Germania, e c'erano i buoni, che erano l'intesa, e poi c'era un grande assente, che era la Russia. Il fatto che la Russia fosse un grande assente ha fatto sì che poi la Russia rimanesse assente in qualche modo dalla vita dell'Europa con la rivoluzione d'ottobre, con l'esperienza del comunismo. La Russia è diventata qualche cosa di estraneo all'Europa, ma fino a Versailles, anzi scusate, fino a Brest-Litovsk, la Russia faceva parte dell'Europa, era una parte integrante delle dinamiche geopolitiche europee, l'Entente cordiale, tutte queste cose qui. Erano semmai l'Inghilterra e la Russia che non andavano d'accordo, ma la Francia e la Russia, anche nel simbolismo, erano strettamente legate. Dopo l'esperienza del comunismo, la Russia è percepita in Europa come qualcosa di non europeo o di non completamente europeo. E secondo me il conflitto in Ucraina viene percepito così proprio perché, scusate, io dico una cosa forse un po' esagerata, però è per farvi capire come la penso. Perché se la Russia fosse stata inserita nell'Unione Europea o nella NATO, ipotesi del tutto fantascientifica, in qualche modo si sarebbero attenuati i sensi revanscisti della Russia rispetto alla sua tradizione sovietica. Cioè sarebbe diventata parte di qualcosa di grande, parte di un vero impero, perché l'idea dell'impero i russi ce l'hanno, diciamo, nel DNA, parte di un impero che in qualche modo si sarebbe contrapposto economicamente agli Stati Uniti d'America, che i russi ancora percepiscono, e gli Stati Uniti percepiscono la Russia come gli eredi della guerra fredda. Quindi, secondo me, dopo Versailles, il punto chiave del nostro rapporto con la Russia è che la Russia ha smesso di essere parte integrante dell'Europa. L'Ucraina, per la sua storia invece, è un paese, noi oggi lo vediamo come un paese unito e anzi unito da una forte fede nazionale alimentata proprio da questa guerra. Era un paese che era diviso in due. Da una parte c'era un'Ucraina che stava con la Lituania e la Polonia e in una, come dire, dimensione asburgica. Dall'altra parte c'era un'Ucraina che ruotava invece intorno al Principato di Moscovia. Le due anime dell'Ucraina sono sempre state quelle lì. Per cui
l'Ucraina oggi si è spostata decisamente verso, diciamo, l'Europa occidentale, ma da poco tempo e in funzione di quel che è successo dopo il 2014. Vi ricordo che, non so, Gogol era ucraino, cioè insomma gli ucraini hanno una forte componente russa. Perché a questo punto Putin ha fatto questa guerra? Beh, è la domanda delle domande, ma insomma io non credo soltanto per prendersi le regioni del Donetsk, del Lugansk, che si poteva obiettivamente se le prese, cioè poteva fermarsi lì. Io ho l'impressione che dietro ci sia qualcosa che affonda le sue radici proprio in questo discorso. Io poi sono forse un po' troppo psicologista in queste cose, dovrei essere forse più legato alla realtà effettuale, però mi piace pensare che ci sia nei comportamenti di Zelensky, di Putin, ma anche in generale dell'uomo della strada russo e ucraino, ci sia un pensiero di questo tipo, cioè ci sia un riflesso di alcuni, come dire, di alcuni momenti geopolitici del secolo scorso che hanno lasciato un'impronta. E Versailles, nonostante che l'Ucraina sia stato un elemento integrante del Trattato di Versailles che ha annullato Brest-Litovsk, l'Ucraina poi è stata sempre considerata dai russi con sospetto, tant'è che quando sono arrivati i tedeschi molti ucraini dicevano i liberatori sono venuti, e dagli ucraini come una sorta di essere orfani in qualche modo. Poi dopo ci sono tante altre considerazioni che io onestamente non sono capace di fare, non ho gli strumenti per farlo. Volevo soltanto lanciare una piccola riflessione, diciamo, pomposamente epistemologica su questa cosa qui. Fine. Prego Paolo. Sul tema della pace, no? Sul tema della pace, intanto sapere da dove arrivano i contendenti è sempre una cosa opportuna, cioè sapere che cosa c'è nella Federazione Russa, nella Unione Sovietica, nella Russia zarista, che questo fil rouge che ti porta nei secoli su quei territori dove oggi stai combattendo, per scoprire che hai già combattuto lì, e spesso per motivi molto simili a quelli per cui stai combattendo ora. Così come scopri che sugli stessi territori altri popoli hanno avuto interessi, visioni, immaginazioni differenti nei secoli o negli ultimi decenni. Parlo della Polonia, parlo dell'Austria-Ungheria per quello che loro chiamavano la Galizia, ed è stata, ecco, la Galizia per esempio, per dire, è stato un territorio che non è mai stato territorio russo, è sempre stato territorio o polacco o austriaco, ma viceversa dal Dniepr a est, Kiev compreso, l'Ucraina centrale e l'Ucraina orientale è sempre stata parte dell'impero russo. È stata Stalin l'origine della Russia. è stato ed è sempre stato parte di questo impero. Una parte turbolenta, Stalin, che di sicuro non era una persona che si può accusare di gentilezza, ha sempre detto, beh no, l'Ucraina è il problema. Poi ha provato a risolverlo a modo suo, ammazzando tutti gli ucraini, innestando popolazioni russe sul territorio, spostando il baricentro, facendo tutto quello che Stalin nella sua mentalità ha potuto fare. Ora, tutte queste cose qua, io la chiamo la geografia dei nonni. Se voi pensate, se uno li mette in una linea temporale dominata dagli anni, si perde un pochettino, ma voi immaginate a pensare questo riferito a vostro nonno. Io per esempio mio nonno l'ho conosciuto, io ho 62 anni e mio nonno è un uomo dei primi del Novecento. Io me lo ricordo bene che persona era. Se avessi chiesto a mio nonno, ti ricordi di tuo nonno, mi avrebbe parlato di un uomo del 1870 o 80. Bene, nel giro di 3-4 nonni arriviamo a Napoleone, cioè, e queste cose perché le tiro fuori? Perché i nonni educano i padri, mio padre è stato educato da mio nonno, io e via così via. Cioè le questioni aperte 20, 30, 45 anni fa, 2 nonni fa, le ritrovi anche oggi. L'Ucraina ha sempre, nella sua storia recente, parlo degli ultimi 100 anni, ha sempre, nei momenti di crisi dell'impero a cui apparteneva, quando apparteneva per un pezzo all'Austria-Ungheria, bene, quando l'Austria-Ungheria è andata un po' in crisi, ha tirato fuori, questa è la volta che diventiamo indipendenti. Quando è andato in crisi l'impero zarista, dai, che questa è la volta che diventiamo indipendenti. Non gli è andata mai bene, Però potrebbe essere questo il momento in cui ti segnala che la Federazione Russa è veramente in crisi, se l'Ucraina decide di essere veramente indipendente. Chi si rifà alle ultime 10 anni per capire una cosa di questo genere
ha una miopia storica fortissima, perché molti dei danni che sono, o di quello che accade, sono giustificate dalla storia dei nonni. E vengo alla questione della pace. Che tipo di pace? Non ho nessunissima idea, ma solitamente una pace deve funziona quasi sempre quando le speranze sono superiori ai rimpianti, perché qualcuno deve sicuramente mollare qualcosa, e questa fa parte dei rimpianti, ma contemporaneamente gli devi dare una speranza che gli consenta di digerire un rimpianto. Allora se cominci a dire tu uscirai da questa cosa, ma ti garantisco maggiore sicurezza, maggiore investimento, ti permetto ai tuoi giovani di avere una cultura diversa, una sanità differente, rientri nel mercato mondiale, e le speranze vanno date a tutti e due, perché come diceva Rabin, la pace la fai con il tuo nemico, non col tuo amico. È facile fare la pace tra alleati, la devi fare con quello con cui l'hai presa a fucilate il giorno prima. Che tipo non lo so, ma io penso che qualunque pace debba privilegiare i rimpianti rispetto alle speranze, sarà una pace che andrà a durare poco. Se invertiamo invece l'ordine, forse stavolta qualche cosa ci andiamo a guadagnare. Speranze di tutti e due. Bene, piccola noticina di colore, abbiamo visto qualche memorabilia tuo fuori live, Paolo, se vuoi mostrare proprio della prima guerra mondiale, dato che li Ma hai... volete l'elmetto o volete il quiz? Vogliamo sia l'elmetto che il quiz. Allora, Quindi facciamo il primo che quizzone. viene è elmetto francese. Non so se Eccoci si qua. nota, si mette a favore Fantastico. di camera, ecco. Sì. Si vede, ecco. Questo era il grado di protezione del fante francese nei posti che abbiamo menzionato in questi giorni. E noi abbiamo copiato questo. Siccome avevamo meno soldi, ne abbiamo preso uno che non era proprio buono così. Gli assomigliava, ma non era la stessa cosa. Che è una dei leitmotiv della cosa italiana. Sembra lo stesso, ma non è. È il Metro Adrian questo. E invece il E questo quizzone. invece, il quiz è questo, ma questo lo rivolgo a quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci fino ad adesso. Attenzione. E se volete c'è anche l'aiutino, però lo dovete chiedere. Che cos'è questo oggetto che tengo in mano? È di metallo? È di metallo. Ha anche un numero di matricola. Ha un numero di matricola, posso avvicinarlo ancora? 351 penso sia. Sì. Sì, adesso lo leggo, qual è il numero? Che sono... Io l'ho mancato. 3351. Io vi dico quello per cui me l'hanno venduto, quindi potrebbe essere anche una cantonata mostruosa, ma a me me l'hanno venduto per un oggetto che si accettano scommessi. L'aiutino è riguarda un essere vivente. Qua ci dicono metà piastrina? No, una piastrina intera, È una piastrina di riconoscimento. Ecco, bene. Quindi Ve lo faccio ancora vedere. Quindi c'è qualcun altro che chiede? Quanto pare qua ecco, chi è Mattia Mastrangelo? Questo mostro Mattia, assoluto. Abbiamo un vincitore che è Mattia Mastrangelo, un mostro assoluto. Come l'ha fatto? Come fa? Una targa da mulo, esatto. Una targa da mulo. Fantastico, bravissimo Mattia, complimenti. Sì, sei stato alle salmerie del Morbegno, no? Questo ci costringe la prossima volta a inventarmi qualcosa di più difficile. Questa per me era ci portiamo qualche gadget la prossima volta. Infatti, la prossima volta mi organizzo, però ci sono rimasto malissimo che l'hanno beccato in 2 minuti, veramente. Non l'ho mai visto, cioè... io poi oltretutto ho una sorpresa per tutti voi e ci è venuto a trovare Mirko. Wow, buonasera signori. In persona. Ciao Mirko. Ciao. Ho una domanda per Mirko, ciao. Due, per il grande CIM e per il generale. Figurati un po'. Vista la situazione, no, del fronte, secondo te quella dei russi è equiparabile alla Kaiserschlacht? Secondo me, secondo me è più paragonabile alla Friedensturm a questo punto che alla Kaiserschlacht. Li vedo ancora più con le spalle al muro, però sì, comunque ci proveranno, secondo me. Secondo te, Paolo? Non lo so, io non la vedo, non vedo la battaglia di materiali adesso, non la vedo ancora, mancano i numeri per una vera battaglia di questo tipo.
sono pochi rispetto alla prima guerra mondiale, volevo dirlo prima. Lì parlavamo di milioni di persone, qui parliamo di centinaia di poche, di migliaia, e questo ha il suo peso. Si è ridotta Sulla la battaglia capacità di d'attrito? gestire milioni di Ma uomini. Ma La tecnica è scusate, quella, si è ridotto io, semplicemente scusate, il numero. io non ho capito però, mea culpa, cioè Mirko domandava il Materialschlacht o il Kaiserschlacht, cioè Kaiserschlacht. Materialschlacht sono d'accordissimo con Paolo, nel senso che non ci sono, il Kaiserschlacht è più secondo me, un tentativo finale di vincere con quello che si ha, ecco, cioè. No? È quello, cioè, quella del no, 18, quello. è... Sì, quella di marzo del 18. No, Sì, io penso appunto, proprio di no, perché i l'operazione russi Michael. l'hanno presa proprio comoda, i russi. Si sono messi piano piano a tavolo e piano piano si stanno facendo servire antipasto, piano contorno. Da quello che si vede, i russi si sono equipaggiati per un pranzo di nozze lungo, e non sono al dessert, non sono per niente Capito? al È un dessert. matrimonio Forse sono ai bolliti. siciliano. Cioè, Sai di più un quelli divorzio che un matrimonio. che ti portano il bollito, i primi, i secondi, gli arrosti, gli antipasti, quelle cose lì. Occhio, perché in Toscana Erano partiti per mangiarsi un dire, panino e finirla. in Sì. Toscana dire sei al carrello del bollito, come si dice a Livorno, vuol dire che sei arrivato alla fine. Un po' chiaro che scarichi, Sì, dai, no, non sono al carrello del O Bellino. non sa al carrello del bollito. Però sì, è una guerra veramente paradossale, no? Per come sta cambiando di fase in fase. Infatti si torna a studiare la prima guerra mondiale. Sono stati tutto sommato i russi da Bakhmut ricordano quello. Ah, sì. Paolo, domanda per te. Però è successo anche più a Bastogne. No. Domanda per te nel questo che lei dico. Sì, come si fa ad avere notato sul mio libro? Come si fa? Non lo so, ci sarà un te lo spedisce e glielo rimandi indietro. Esatto. Io me lo spedisce e glielo rimango indietro, questo sì, però ecco una cosa del genere. Quindi, però posti tipo Bakhmut l'abbiamo già visti anche nella seconda guerra mondiale, cioè il panorama di Cassino alla seconda battaglia non è che tutto San Giuliano, posti del genere, non è che era allegrissimo, Bastogne non era allegrissimo. Bisogna vedere se poi è questo veramente la cifra di questa guerra, è una nuova guerra di posizione o è solamente un tappo che, tolto il quale, ripartono le divisioni corazzate sui campi di girasole d'Ucraina. Ecco, queste immagini. Vediamo, perché al momento potrebbe essere sia Verdun, potrebbe essere anche Bastogne, potrebbe essere Alessi o altri che hanno rappresentato un momento all'interno di una struttura manovriera. Oppure le riserve si comincia a discutere poco a poco che è finita la guerra di manovra? Sì, però la domanda che si fanno chi studia queste cose è: ma che per caso è finita la guerra di manovra? Visto che non si vedono i due elementi fondamentali della guerra di manovra sul terreno, l'aereo e il carro armato. Questo binomio è quello che ti consente di fare la puntata offensiva, che Guderian ci ha guadagnato un sacco di soldi a fare una cosa del genere. Queste cose non si vede, si vede l'artiglieria, come si vede nella prima guerra mondiale. È una pausa o è un altro modo possibile di fare la guerra? La domanda non è banale, perché tutti gli eserciti occidentali si sono organizzati a comprare e a sviluppare mezzi che hanno sotto questo concetto. Sono mezzi che servono per la manovra, perché la guerra è sempre, comunque, perennemente manovra. Guarda, ti voglio fare una domanda fondamentale, no? Nel senso che se i nostri sono tutti eserciti professionisti e i mezzi sono pensati per essere usati da professionisti, guarda quanti anni di addestramento ci vogliono per utilizzare bene un Bradley in congiunzione con un Abrams, e in queste guerre di attrito si è dimostrato che gli eserciti di professionisti scompaiono velocemente e subito dopo il secondo scaglione sono già riservisti. Come fai a condurre una guerra in questo modo? O sei palesemente superiore all'avversario e conduci le cose come vuoi te, ma se le cose non vanno secondo i piani, poi questi fantomatici mezzi super tecnologici non hai gli uomini addestrati per utilizzarli. Io sono un uomo nato negli anni 60, quindi do una risposta antica e sicuramente sbagliata. Però avete provato mai a montare un mobile dell'IKEA? Ecco,
è facile, c'è scritto tutto, ti metti lì, vite A nel buco B, voi immaginate di fare questo mentre ti sparano o al buio o dopo che non hai mangiato. Desidereresti come la manna dal cielo, una cosa che fai tlac e funziona e basta, e non devi fare niente e non ti serve neanche il cacciavite. Cioè, l'ipertecnologicità, ammesso che questo termine esista e non sia una bestemmia linguistica, funziona quando non hai la pressione dell'utilizzo. Per l'uomo di fanteria, più gliela fai semplice e meglio è, sicuramente. Poi questo può fare delle cose complicatissime, bellissime, eccezionali, però la prima cosa è devo farlo subito. E questo ha delle ripercussioni sul campo dell'addestramento, perché una cosa semplice ci vuole meno tempo per addestrarla, e della logistica, perché più parti c'hai, più parti si rompono. È normale, più elettronica ci metti, più elettronica va in pappa perché hai beccato -20 sotto zero ed è una settimana che piove. E ti sei dimenticato di chiudere il relè 37 che alimentava, senza il quale, quelle cose che normalmente uno fa. È solo che quando togli la scheda, succede quello che succede con le macchine nostre. Se è bruciata la centralina, in realtà il 99,7% della macchina funziona benissimo. Se è rotto solo questo, e tutto il 97,8% della macchina è piantata. E la devi spedire, in questo caso, in Germania, perché c'è qualcuno che ci rimette quello che ci deve rimettere. Ecco, scusa, Paolo, questo non ci riporta all'overengineering, per esempio, dei carri Tiger, concetti della seconda guerra mondiale, dove dei mezzi, per carità, che funzionavano bene, ma che occupavano, io mi ricordo, produrre un Tiger occupava 200.000 ore lavorative. Mentre invece uno Sherman prendi un motore aeronautico, lo infili dentro una specie di tartaruga fusa e c'hai lo Sherman, che è brutto come un accidente, è un carraccio impressionante, però ci metti 2 minuti a farlo. Però un motore lo cambiavi in 4 ore. Anche. Sì. Un motore stellare dentro un parte da quel concetto lì. Sì, i russi non saldavano nemmeno le paratie ai fianchi. No, ma infatti, Mirko, se ricordi, c'è stata una boutade qualche anno fa in cui si diceva se i tedeschi avessero costruito i Panzer 4 anziché i Tigre, probabilmente avrebbero avuto un vantaggio. Insomma, parlo di Kursk, di qua. Posso dire una cosa che mi è venuta in mente, siccome siamo andati avanti a paralleli fra Russia e Ucraina e Prima Guerra Mondiale. Mi pare che il discorso che avete fatto... magari cerchiamo anche di tradurre un po', perché giustamente... Cioè, scusa? Perché alcune terminologie magari sono talmente tecniche che forse... Kasher Materialschlacht. Dimmi cosa, cioè... Kaiserschlacht e Materialschlacht, quello? Ma anche, sì, poi ad esempio, vabbè, il RAO, che però questo è di 20 minuti. RAO, vabbè, è Reggimento Acquisizione Obiettivi, ma esatto. No, vabbè, Kaiserschlacht è il nome che viene dato all'operazione Michael, che è un'operazione della primavera del 18 con cui i tedeschi cercano di vincere con un'ultima offensiva alla guerra. Materialschlacht è il nome che gli storici tedeschi danno alla guerra di materiali. Tutto qui. Niente, invece dicevo... Il Panzer 4 è un carro armato medio tedesco ottimo, armato con un cannone da 75, molto efficiente. I tedeschi hanno preferito puntare sui super pesanti, Tigre 1 e Tigre 2, molto più costosi, molto più complicati, molto più lenti da essere costruiti. Se avessero costruito 20 Panzer 4 anziché 2 Tigre 2, probabilmente sarebbe stato meglio. No, ma io invece, scusate se me lo permettete, un brevissimo paragone. La situazione per cui c'è un esercito professionale che però evapora rapidamente e poi viene sostituito da soldati normali, a me ricorda molto da vicino l'esercito professionale, il BEF inglese del 14 e poi i battaglioni Kitchener. Il problema era esattamente lo stesso, un esercito super specialistico, addestratissimo, che scompare dopo Mosca come neve al sole, viene sostituito dai PAL Battalions oppure dai battaglioni Kitchener, cioè sostanzialmente da un esercito di leva. Chiudo. Scusa Paolo. Io aggiungo solo una cosa non tecnica. Un esercito è l'espressione di una società quando decide di fare la guerra. Quindi avere il pensiero di avere un esercito di prima botta fatta da professionisti e un esercito di grande botta fatta da gente comune. Da gente comune, sottende una domanda, sottende un'affermazione. Gente, guardate che la guerra totale, la guerra lunga, prolungata con un sacco di morti,
rientra nell'orizzonte delle cose possibili. Probabilmente non rientra nell'orizzonte di quelle probabili, ma non è impossibile. Il grande ammaestramento di questo tipo di guerra, e faremo un enorme errore a pensare sì ma tanto sono russi, sì ma tanto sono ucraini, perché dipende sempre su cosa la stuzzichi una comunità, qualunque essa sia. La gente normalmente preferisce non spararsi, normalmente, russi e ucraini compresi. Se vengono stuzzicati su certi argomenti, cominciano a valutare l'idea che dare 4 schiaffoni forse è una delle ipotesi possibili. Ora è dovere, credo, di chi governa, di chi gestisce, che ha la responsabilità di guidare un popolo, cominciare a riflettere sul fatto, ma riflettere onestamente sul fatto che la guerra è una opzione e ci sono due possibilità: la facciamo noi o la subiamo. E anche qui uno la può subire supinamente oppure può reagire. Per ognuna di queste domande dietro c'è una soluzione tecnica. Quello che ha dimostrato questa guerra qua è che un esercito professionista e professionale, ma era già stato dimostrato al tempo delle compagnie di Ventura, quando costavano un sacco di soldi, quando poi il contado si rivoltava contro l'anzichenetto e se lo mangiava, cioè, era poco da dire. L'esercito professionale funziona per cose, non per grandi arrabbiature, non per guerre solide e importanti. La guerra dei 30 anni la fai se c'hai eserciti grossi. La prima guerra mondiale la fai se c'hai eserciti grossi, ma ogni tanto, non si sa quando, succede qualcosa che fa girare l'anima a milioni di persone e devi essere pronto. Ad oggi questa parte, quella dietro le mie spalle, quella che va dall'Atlantico al confine con la Polonia, non è pronta. Non è pronta psicologicamente, mentalmente, all'idea di averlo come possibilità, non probabile, ma come possibilità il fatto che una delle generazioni, magari future, sarà costretta a combattere. Per difendere il frigorifero, per difendere il cellulare, per difendere la casa al mare, ma dovrà farlo. Oppure possiamo scegliere che scusa noi... Paolo, illusi un po' come nell'Ottocento, che le guerre erano qualcosa che avveniva nei campi di battaglia, che non ci riguarda più, un po' perché sono accaduti in Afghanistan, in Iraq 1, Iraq 2 e cose del genere, quindi dopo la grande botta che abbiamo avuto noi, cioè la guerra delle nazioni, dei popoli, che è stata la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, siamo tornati a, la guerra in Vietnam, la guerra in Corea, ci vanno i professionisti, bene o male, anche se in Vietnam poi ci hanno mandato un po' di tutto, e quindi ci siamo disabituati, anche perché abbiamo una storia, insomma, dove ce le siamo date di santa ragione, e quindi in questi ultimi 70 anni la guerra era qualcosa di remoto, che di solito se ne occupavano gli americani, lo faceva l'esercito professionale, finiva in un mese, a meno che non gli andava di sfiga, tipo in Vietnam, e quindi non c'è più proprio il concetto di sofferenza pur di difendere, insomma, quello in cui credi. Questo ce l'hanno molto i paesi orientali, soprattutto dell'est Europa. Noi totalmente, cioè lo vedi, sta combattendo una guerra alle porte dell'Europa, noi abbiamo problemi se non possiamo accendere il climatizzatore rispetto a quello che dovevi rinunciare prima. È uno stress test forte sui valori di una società, è uno stress test, ma grande, perché ti fa domande definitive. Dice: ma tu saresti disposto a... Le risposte fino ad oggi non sono incoraggianti e imporrebbero una riflessione proprio sul tipo di popoli che siamo diventati, ma non per dimettersi l'elmetto e andare a fare la guerra. Non è detto, io non sto dicendo che la guerra è una cosa auspicabile o desiderabile, però è come, permettetemi un paragone stupido, è come continuare a fumare 4 pacchetti di sigarette al giorno e pensare che il cancro non esiste. Non è detto che automaticamente ti venga, però devi cominciare a pensare che devi cambiare il tuo stile di vita se vuoi aumentare la possibilità di uscire vivo da questo tipo di possibilità. Non è negando una cosa brutta, non è uscendo fuori da questo negando il fatto che il fatto non sussiste. Il fatto sussiste malgrado te. Ed è un discorso molto duro e molto realistico da dover affrontare ai giovani, con le scuole, con la nostra classe di dirigente, perché è un discorso impopolare, brutto e stupido e che non porta niente di buono. Ci porta indietro. Ho una domanda più leggera,
per tutti e due. Ne avevo uno anch'io. Avete visto Niente di nuovo sul fronte occidentale, quello nuovo? E se lo terribile o meno a quello vecchio? Terribile. No, terribile, e ti arriva un cazzotto in faccia. È un film girato, secondo me, terribile nel senso positivo, per me l'ho visto. Però l'ho dovuto vedere in 2 tranche, perché se entri dentro la storia, entri dentro i luoghi, è difficile masticarlo tutto fino alla fine. Se entri dentro lo spirito è di un realismo per me estremo, io lo consiglio. È più diretto del film. Porca. Cioè, ti fa capire dall'entusiasmo iniziale al fatto che non contano niente in un attimo. È molto più brutale del primo. Il primo era forse un po' più romantico. Sicuramente sì, e paragonandolo a 1917, per esempio, che parla della stessa cosa. 1917 riesce a seguire la storia, perché c'è una missione da compiere, c'è una storia da seguire, per me ti affidi alla storia e vedi la brutalità come quadri della storia. In Niente di nuovo sul fronte occidentale è la brutalità la storia, è quella la storia, non è che non c'è nessuna missione, c'è solo che sei lì come un pirla, questo lì e via. Un grande film, secondo me un grande film, lo consiglio per me. Marco? Beh, visto che è stato citato 1917 l'ho trovato un film demenziale, cioè con delle svolte narrative del tutto impossibili, tipo l'aviatore che loro lo salvano e poi pugnala il tipo, che tu dici, ma per quale motivo? Lui che finisce nel fiume e magicamente sbuca fuori esattamente dove andare. Però poi, dal punto di vista cinematografico ha delle belle tecniche. No, accidenti, l'incendio notturno della città. No, io non discuto diciamo dell'aspetto filmico, però è una storia che non sta in piedi. Niente di nuovo sul fronte occidentale rende, secondo me, molto realisticamente il punto di vista del soldato, di quello che è lì e che insomma si trova all'interno di questa massa di cose di cui non ha nemmeno tanto ben cognizione. L'unica cosa che non mi è piaciuta è questa cosa dell'attacco finale a un quarto d'ora dall'11 novembre, perché mi sembra rientri in un filone che è il filone Fischer, cioè il filone è tutto colpa dei tedeschi. I tedeschi che fino all'ultimo avevano la guerra dentro. Così, quello mi è sembrato un po' una forzatura. La Prussia è l'unico paese a essere stato abolito per legge. Sì, no, guarda. Poi questa cosa è molto figlia della seconda guerra mondiale, con un effetto a ritroso che a me come storico naturalmente non piace. Però mentre Niente di nuovo sul fronte occidentale l'ho trovato un bel film, poi alcune cose mi sono piaciute di più, altre di meno, ma un bel film. 1917 l'ho trovato veramente un insulto ai film di guerra, cioè questa mi è sembrato proprio così posso, se non c'entra niente off topic, posso dire mi è sembrato Dunkirk. Ecco, anche Dunkirk mi è sembrato un film che voleva raccontare qualcos'altro tramite una storia di guerra, ma non puoi far vedere gli inglesi che scappano inseguiti dai tedeschi nel paese di Dunkirk, si prendono a fucilate. Cioè, ti offro un'opzione per riconsiderare quel film. Guardati prima L'ora più buia e poi Dunkirk, perché tecnicamente li puoi collegare. Allora più senso. Ecco, io L'ora più buia invece lo sponsorizzerei, lo consiglierei molto sulla come simbolo di leadership, come gestione della leadership, perché ti spiega, vabbè che era un caratterino un po' particolare Churchill, però mettiti tu davanti a cosa faccio contro Hitler che vince, ecco, perché il tema era questo, cosa faccio? Provate a ribaltare, togliete Hitler, mettete Putin e fatevi la domanda, cosa facciamo se Putin arriva vicino a Berlino? Ecco, ce l'abbiamo. Io uno lo che cito dice spesso, you can't reason with a tiger when your head is in his mouth. Esatto, non si può discutere con una tigre quando hai la tua testa nella bocca della tigre. Però ci vuole anche il coraggio di qualcuno che dice, e io cito ancora una cosa che mi ha sempre fatto molto molto riflettere, quando riferito all'arrivo di Chamberlain all'aeroporto sventolando il trattato che praticamente annichiliva la Cecoslovacchia. Avete voluto, potevate scegliere tra la vergogna e la guerra, avete scelto la vergogna e avrete la guerra. E questo è sempre una cosa che afferisce ai politici, che devono avere molto più coraggio dei soldati e molto più coraggio dei generali.
perché scegliere la vergogna, dici va bene, faccio finta di niente, divento solo rosso, può portare anche la guerra. Attenzione a quale vergogna si debba scegliere. Bene signori, io mi permetto di peccare leggermente di hubris, perché così, giusto perché ci piace. Per concludere qua la nostra live, io ringrazio tutti quelli che ci hanno visto e seguito, più di 280 persone connesse, quindi vi ringrazio molto. Ovviamente ringrazio i nostri ospiti, Marco Cimmino, Generale Capitini e anche Mirko Campochiari, che è venuto a fare una capatina qui. Vi do appuntamento a una prossima live che sarà particolare, perché sarà appunto il 24 di febbraio e sappiamo che purtroppo anniversario è, e quindi vi rimando alla prossima settimana, ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti e arrivederci anche ai nostri ospiti. Ciao a tutti, io ho una live fra un quarto d'ora, quindi e concludo con questa frase qui: rinforzate l'ala destra. Oppela. Sto schliffen che E qua ciao a tutti. Bellissima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, buona serata.